buon pomeriggio a tutti, benvenuti al Palagesteco Cividale, benvenuto Ugo. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo qui di nuovo oggi per l'ennesimo incontro in casa della IOP Group Friuli, che oggi gioca contro l'Imoco Volepul Piave, che sappiamo società storica nel settore giovanile, infatti schiera un roster abbastanza giovane, giusto Ugo? Sì, è una formazione che ovviamente punta tanto sul giovanile, sull'Under 18 sono i campioni d'Italia in carica e quindi puntano ovviamente a riconfermarsi che quest'anno e ripropongono subito anche qua una formazione di tutto rispetto sia a livello di età che come anche fondamentale. Ovviamente giovane la roster e vediamo infatti qualche imperfezione dovuta alla giovane età, però diciamo che come hai detto tu sono le campionesse in carica d'Italia, quindi non sono le ultime giovani arrivate. Tra le altre cose nell'Imocco troviamo ben 3 conoscenze di origini friulane, a partire dal tecnico, anticipiamo un po' il roster, che è Stefano Gregoris, conoscenza del mondo pallavolistico friulano non da poco, e 2 atlete di cui, se non erro, perché oggi sono un po' con la vista miope dopo i postumi di Bologna, Alice Trampus, che tra altre cose vedo che è capitano, e Alice Viola, che dovrebbe essere in campo anche lei forse da qua su. 14, vediamo, no, sembra sia ancora... No, l'altra banda. L'altra banda, esatto. Comunque primi scambi già infuocati sia da una parte che dall'altra, e comunque conclusi su 2-0 per le padrone di casa, che da loro hanno un po' più di esperienza sul campo della Serie B. Esattamente. Allora, abbiamo anticipato un po' il roster, allora andiamo subito a dare una lettura. Partiamo dalle ospiti che si presentano qui a Cividale con il numero 1 Anita Bagnoli, con il numero 2 Ludovica Pagliuca, con il numero 4 Aurora Soffiatto, con il numero 6 Marina Giacomello, con il numero 7 Merit Adigve, con il numero 8 Veronica Bianco, con il numero 10 Anna Bardaro, con il numero 11 Gaia Zerzetto, con il numero 12 Alice Trampus, appunto il capitano, numero 13 Matilde Munarini, con il numero 14 Alice Viola, con il numero 15 Martina Stellati, con il numero 16 Caterina Alessi, con il numero 17 Bibiana Guzin, con il numero 18 Angela Marchetto. Il primo allenatore, come dicevi tu, Stefano Gregori, il secondo allenatore Francesco Cervesato e lo scoutman Daniele D'Ercole. Per quanto riguarda invece le padrone di casa dello Job Group Forum Iuli Udine Volley, con il numero 2 Bovolo Irene, con il numero 3 Brumata Alessia, con il numero 4 Ciccolini Alessia, con il numero 5 Pezzotti Alice, con il numero 6 Nardini Daniela, con il numero 7 Tamborino Camilla, con il numero 8 Urbinati Alice, con il numero 9 Colonnello Elena, con il numero 10 Cerutti Laura, con il numero 11 Marcuzzi Maria, con il numero 13 Snidero Beatrice, con il numero 15 Grego Laura, con il numero 17 Giatti Aurora, con il numero 18 Bortot Chiara. Primo allenatore signor Pasquino Leone, secondo allenatore Carlo Della Maria, dirigente in panchina Cappelletti Simone. Nel frattempo qui Ugo siamo sul 2 pari, battuta lunga fuori, e profonda, laterale del campo. Sì, danno di nuovo il vantaggio in battuta dal padrone di casa con l'opposto. Bella battuta lunga profonda sull'angolino di posto 5 su Trampus, che rimane un attimino ferma sui piedi. D'altronde anche la mole e la struttura fisica e la giovane età anche qui, come abbiamo detto prima. Sempre Ciccolini in battuta, bella ricezione di Conegliano che si propone con una bella fast profonda su Brumat, che non riesce a intervenire in difesa, e siamo su 4-3 per il padrone di casa. Si deve prestare particolare attenzione anche alla centrale Guzin, che ho avuto modo di vedere anche l'andata per queste due formazioni rispetto a San Donà, e ha giocato veramente una grande partita, ci ha veramente messo in difficoltà, quindi oggi c'è una sfilata speciale. Come anche altri suoi compagni di squadra, ovviamente ho visto anche prima durante la fase di riscaldamento, hanno delle altezze veramente importanti e sarà molto importante per noi cercare di riuscire a sfruttare magari queste maglie piazzate non ancora, diciamo, a un livello ottimo, perché sono ovviamente, come ho detto prima, in fase di crescita, quindi ovviamente qualche pecca speriamo la facciano, perché sennò diventa veramente difficile. Ma comunque sul 5-3 non per il nuovo di vantaggio.
come dicevi tu, eccolo qui un attacco, un bel lungolineo preso alto e Beatrice Snidero prende un contraccolpo. Quarto punto per il Mocco, 4-5. Sempre in battuta le padrone di casa, battuta lunga e profonda su Snidero che riceve, altro ottimo attacco in diagonale sempre verso il posto 1 delle ospiti che si portano sul 5 pari. Un attimino di disattenzione qui sulla ricezione, Daniela non è riuscita a imprimere un po' più di potenza e giustamente invece dall'altra parte giovani, ma come dicevi tu altezza e forza esce. Un altro errore abbastanza gratuito, questa è una battuta abbastanza larga, neanche fortissima, proprio buttata di qua, e consegna il sesto punto al padrone di casa del volley in battuta Daniela Nardini. Battuta a piedi a terra che comunque mette in difficoltà la ricezione di Conegliano che può solo mettere la palla di là. Viene chiamata in causa Cicolini, rigiochiamo un po' come si poteva questa palla, altra palla presa ad altezza considerevole, Maria non ce la fa a raddoppiare il muro e la palla si infila esattamente tra le due giocatrici a muro e siamo sul 6 pari. 6 pari. Presentiamo anche chi dirige la partita. Abbiamo il primo arbitro il signor Bassetto Nicola, il secondo arbitro il signor Bonetto Nicola. Pensavo fosse un errore, si assomigliano veramente, hanno lo stesso nome e cognome, anche con gli simili, quindi ho avuto un momento di defiance. E segna punti Marchiol Chiaro. Altra disattenzione in difesa, Brumat può solo piazzare il colpo di là. Ottima intesa al centro per Conegliano, ma attenta anche alla difesa delle padrone di casa. Qui Brumat chiede un tocco a muro che da qua come al solito noi Ugo c'è un po' difficile valutare. Tocchi a muro da qua, però ho visto sempre sopra, esatto. Però abbiamo visto sia convinta sia lei nello chiedere sia l'arbitro nel purtroppo negare il tocco e si porta in vantaggio Conegliano. 6-7. Altra battuta lunga e profonda ben ricevuta da Snidero. Marcuzzi trova una soluzione in pallonetto, un'ottima soluzione perché dal settimo punto il punto di parità per le padrone di casa che vanno in battuta con la regista. Maria si è vista marcata ovviamente sul muro piazzato di Sandonà, ha portato per questo pallonetto proprio in mezzo al campo, la zona sempre difficile da coprire, da difendere, quindi buon punto, 7 pari. Ricezione un po' così di Trampus, la palleggiatrice mette come può in condizione il suo attaccante. Un attimo di incomprensione fra il libero e Trampus e ne approfitta Cicolini con un bel colpo sulle mani alte. Deve essere un po' il trend dei nostri attaccanti. Lei si è fatto benissimo a tirare molto alto sulle mani, non chiudere assolutamente il colpo sul campo perché sennò andiamo proprio a cozzare contro un bel muro, no? Il muro di Sant'Onà può avere vita molto facile con un colpo verso il campo, quindi ottimo questa scelta. 8-7. Un po' lungo questo profondo, esce non di tantissimo, però quello che basta per le ospiti ad arrivare sull'8 pari e andare in battuta con la numero 6 Giacomello. Altra battuta insidiosa su Snidero, prova a tenere Pezzotti e Maria in aiuto, ma purtroppo la palla non era delle migliori, molto attaccata alla rete, sì, con palleggiatore seconda. Ha dovuto saltare sul nastro, non c'era neanche proprio lo spazio proprio per poter cercare questa soluzione. Ha cercato di spingere, ma purtroppo la palla è rimasta bassa e è andata in rete anche l'appoggio di Maria nel campo avversario. Esatto. Ricezione un po' staccata, ottima soluzione, sempre colpo a mani alte del muro. Trampus dalla seconda linea, uscendo da rete Brumat non si accorge dell'intervento in difesa di Pezzotti e siamo doppio vantaggio per le ospiti, Ugo. Sì, 10-8 per il Mocco, 2 punti avanti.
Speriamo di poter fare subito questo cambio palla per stare proprio in scia con i nostri avversari. Vediamo in difesa sempre staccata. Di nuovo presa di mira. Ottima palla, ottima palla. Attacco di Brumat. Nettamente in campo l'attacco di Brumat, ottimo lungolinea. Anche se Snidero era presa di mira, ha tenuto in ricezione, consentendo così di girare, ed è proprio Brumat che va in battuta. 9-10. Battuta a cercare Trampus, altro colpo lungo e profondo, ben tenuto in difesa da Brumat, e Snidero trova una bella palla lunga, profonda, a guardare da qua sopra, passata sopra il muro. Ugo, cosa dici? Sì, ovviamente passata sopra, ha trovato veramente l'angolo stretto tra posto 4 e posto 5, un tentativo disperato del libero di Sandonà di prendere la palla, ma colpo veramente forte, passa sopra, veramente brava Beatrice. 10 pari. È sempre Brumat in battuta. Battuta sempre su Trampus che regala la palla di là, Maria non riesce a chiudere, trovano una soluzione in pallonetto ben difesa dalle padrone di casa, ed è sempre Cicolini, altro colpo lungo e profondo a chiudere lo scambio. Ottima palla anche messa al secondo tocco di Tamborino sul posto 2, una palla applazzata bene per un buon attacco, colpita forte Cicolini. 11-10. Palla esce veramente di poco, ma l'arbitro vede veramente giusto, proprio molto poco, ma quello che basta per dare l'11° punto. La Sandonà 11 pari. Snidero, Maria, base 7, tenuta dal difesa di Sandonà, difesa di Urbinati, anche lei posto 5, pallonetto coperto dal libero di Imocco. E chiudiamo questo scambio con il muro appunto di Cicolini, molto buono, mani invadenti, prende l'imbalzo perfetto, 12-11. Bello scambio di nuovo, Ugo, molto attente le ragazze. E in battuta torna Maria Marcuzzi, abbiamo fatto un intero giro di formazione. Punto un po' gratuito questo da parte dei padroni di casa, avevamo la chance per chiudere su questa palla messa in bagger alto dai Moco sul posto 4. E infatti in sottofondo nel nostro momento di silenzio abbiamo sentito giustamente l'arrabbiatura di coach di Pasqualino, sì, che visto cadere questa palla in maniera un po' troppo facile per i 12 pari. In battuta le ospiti. Palla ben tenuta in ricezione da Brumat, scappa un po' l'alzata a Pezzotti, non viene però fischiato un fallo a rete. No, un'invasione clamorosa, cioè veramente non so cosa guardava il secondo arbitro, ma vabbè. 13-12. Altra ricezione ben tenuta da Brumat. Snidero gioca sulle mani alte del muro, ma la copertura è attenta. Si ripropongono su un primo tempo ben tenuto muro da Daniela. Snidero gioca per Cicolini che trova una soluzione in pallonetto, ma la centrale è rapida a tenere. Ottimo intervento difensivo. E Cicolini chiude con un bel colpo in diagonale. E viene anche, tra le altre cose, fischiato il fallo a rete delle ospiti. Sì, scambio lungo e voluto da parte dell'Udine Volley di chiudere questo punto, un'azione lunga però combattuta, e ottimo colpo di Alice di nuovo in diagonale, molto stretta a chiudere questo colpo. 13 pari. Nel frattempo abbiamo visto il doppio cambio che ci aveva fatto già vedere nella precedente partita in casa. Sì, entrate Bovolo e Bortot in diagonale.
Daniela non ci pensa due volte e chiude direttamente lei il 14° punto sull'errore in ricezione delle ospiti. Comunque bella battuta. Sì, sì. Ottima battuta di Bortot, messa in difficoltà la ricezione. Daniela poi fa nel quotidiano la sua esperienza, questo colpo qua ovviamente. 14-13 per i padroni di casa, ancora Bortot in battuta. Sempre lunga e profonda, mettere in difficoltà la ricezione di Conegliano. Brumat tiene, una palla un po' spinta troppo, Snidero tiene, viene solo rigiocata in bagger, soluzione in fast non ben riuscita, e invece Nardini dalla sua esperienza arpiona velocemente un'alzata non proprio precisa, chiudendo il punto a favore delle padrone di casa. Un'azione non pulitissima su entrambi i fronti, però ci sta, visto un po' di caos, ma sempre Bortotti in battuta. Sai sempre questa soluzione lunga che sta mettendo in difficoltà la ricezione di Conegliano. Altra soluzione in fast, stavolta molto ben chiusa da parte di Guzzin per Limocco. Sì, sempre lei, ho detto che veramente un'atleta veramente forte, fare complimenti assolutamente. Serata doppia, qua c'è poco da dire, mi sembra proprio palese questo tentativo di salvare da parte di Daniela, ovviamente la palla esce male. 15 pari, si torna sempre sulla parità. Battuta ancora il Mocco, solo che noi ci scusiamo, non diciamo i nomi, ma vedere i numeri da qua su sulle maglie di Sandonà è un po' difficoltoso e quindi Bovolo cozza però contro il muro ben piazzato di Conegliano, che ora si porta di nuovo avanti su 16-15. Battuta va Bagnoli, abbiamo visto di schiena, quindi siamo riusciti a vedere chi va in battuta per Sandonà. Bagnoli da posto 1. Qua un po' di fortuna. Qua un po' di fortuna. È una battuta così, Ugo, l'ho vista meno di 12 ore fa. Sì. La famosa palla arrampichino. Lì c'è poco da fare. Sì, concludiamo i dati che abbiamo a disposizione, dando anche la classifica dopo 14 giornate del campionato di Serie B1 Girone C, che vede al primo posto con 36 punti Nardi Pallavolo Mantova, al secondo posto l'Arena Volley Verona con 35, terzo posto Duetti Giorgione con 27, a pari punti con l'Alta Frate Padova, al quinto posto 90 Vicentina con 24, al sesto posto appunto la Cortina Limocco Volley con 21, al settimo posto il Conegliano Volley con 20, all'ottavo posto la Iop Group con 16 punti, al nono posto la Luna Padova con 14, al decimo posto Porto Mantovano con 9 punti, al 11° posto Cerea Verona con 4 punti e chiude Tori con 1 punto in ultima posizione. Nel frattempo Ugo Bovolo gioca nuovamente sulle mani alte del muro, stavolta trova un bel mani fuori lungo profondo su cui la difesa di Conegliano non può intervenire. In battuta ci va Snidero sul 16-17. Sempre lunga profonda a cercare la ricezione di Trampus, però stavolta la palla esce ed è proprio battuto un po'. È un peccato perché una palla che esce così senza mordente è una palla un po' buttata via, no? Allora se bisogna rischiare battendo forte, almeno sai, si cerca una soluzione. Ottimo, grandissimo lungolinea. Bellissimo colpo di Brumat eseguito con una velocità veramente imprendibile. Ho voluto proprio cercare l'angolo di rete che è stata scoperta dal muro e l'ha trovato. Un punto sotto per le padrone di casa, battuta Nardini. Sempre lunga e profonda. Ben tenuto il muro di Brumat. Trova la soluzione in 4, ma Snidero è attenta in difesa. Altro colpo rapido di Brumat, stavolta con su una diagonale stretta, e ottiene il punto del 18 pari.
sempre Daniela Nardini in battuta per le padrone di casa. Battuta corta Ugo sullo spostamento fra centrale e opposto. Più che corta, chirurgica, ha trovato veramente l'angolino nei 3 metri e questa volta costringe il coach Gregoris a chiamare il time out. Esattamente, sul punteggio di 19-18 per il padrone di casa. Battuta millimetrica. Sì, ottima, perfetta. Ricordiamo anche cosa è successo nella gara di andata, come diciamo prima, a San Donà sono imposte i padroni di casa per 3-0, una partita diciamo sì combattuta, ma a luce dei parziali ha visto sempre San Donà avanti col tentativo sia nel secondo che nel terzo set di Udine di portarsi sotto, però poi su 3/4 dei set è stata accelerazione da parte San Donà che ha chiuso sul 3-0. Mentre sempre Limoco sabato scorso ha vinto contro Porto per 3-1 e la nostra Rep Group è andata a vincere a Padova uno scontro diretto che valeva punti veramente importanti per la salvezza per 3-1. Stavolta cambia Daniela cercando di nuovo una battuta lunga e profonda e ennesima battuta uscita, come dici tu, senza mordente. Nel frattempo vediamo un cambio, esce la numero 17 Guzzin e al suo posto entra in battuta la numero 4 Aurora Soffiato. Classico cambio al centrale per avere magari un difensore un po' più forte al posto 5, vediamo se questa idea tattica funziona. Battuta su Snidero che tiene bene, Brumat gioca alto sulle mani che contengono bene l'attacco di Brumat, pallonetto, molto attenta Brumat su questo, si propone Snidero tenuta da Trampus dietro in difesa, un muro non bellissimo ma che comunque conclude a vantaggio di Bovolo e Marcuzzi, un po' bello, fuori ma tempo. Efficace. Esatto. Siamo riusciti lo stesso a tenere le mani di là col tanto che bastava. Si chiude il doppio cambio per quanto riguarda Udine, rientra la diagonale che aveva iniziato la partita tra Pezzotti e Cicolini. È proprio Pezzotti che va in battuta sul 20-19. Chiude il cambio anche Gregoris facendo di nuovo entrare il centrale, poi cambiato con il libero. Sul posto 1. 20-19 per Udine. Altra battuta lunga e profonda tenuta in ricezione in palleggio da Trampus, pallonetto non irresistibile, ma la difesa era un attimino fuori tempo e non riesce a tenere Cicolini questo pallonetto della centrale di Conegliano e siamo di nuovo in parità, 20 pari. Un piccolissimo dubbio anche sulla qualità del palleggio che è stata effettuata comunque, perché proprio è scappato dalle mani e poteva anche essere fischiato. Comunque 20 pari. Battuta che mette in difficoltà Brumat, provano a intervenire sia Pezzotti che Cicolini, ma purtroppo la palla non riescono a tenerla su ed è punto di vantaggio per Conegliano e nel frattempo giustamente coach Pasqualino chiama il secondo time out a sua disposizione. Si entra in campo sul 20-21 per le ospiti che hanno anche il turno di battuta con Giacomello. Battuta indirizzata sempre verso il passo 1, Brumat stavolta si fa trovare pronta, non si intendono però Maria insieme a Pezzotti, insieme ad Alice. Maria era partita per una 7, mentre Alice penso l'avesse chiamato un primo tempo. Doppio vantaggio per le ospiti, sempre in battuta con Giacomello. Stavolta la palla
si insacca a metà della rete. Sì, diciamo che è un errore che per noi capita a fagiolo, perché 22-20 era abbastanza difficile poi magari essere messo in difficoltà da una battuta forte, quindi 22-21 per le ospiti. In battuta c'è Alessia Brumat. Questa era una battuta profonda. Si propongono sempre con questa fast chiusa molto stretta verso il posto tra 1 e 2, anche con l'altro centrale, anche con lei vanno a segno. 23-21 per le ospiti, in battuta con la numero 2 Pagliuca Ludovica. Battuta sempre lunga verso posto 1, Brumat riceve bene, Ciccolini trova un pallonetto, un bel pallonetto dietro il muro. Sì, molto bene, anche pallonetto, perché basta veramente che sia leggermente più abbondante, cioè verso i 3 metri, e il libero ha dimostrato di arrivarci, quindi è fatto veramente in maniera precisa. Precisa. Ottimo punto, 22-23, servirebbe adesso un break di parziale per portarci almeno in parità. Vediamo, palla esce, Trampus abbonda un po', sì, palla esce, 23 pari, ovviamente cercando... esattamente, chiama time out Gregoris sul 23 pari. Ha un po' esagerato cercare sì, lungolinea, però vista la giovane età sono errori che ci stanno. Esauriti i time out per entrambe le squadre, giusto Ugo? Sì, due time out per parte. Quindi questi ultimi punti si giocheranno tutti d'un fiato, a parte qualche cambio se verrà fatto ovviamente, ma in battuta sempre Maria Marcuzzi col numero 11. Vedremo se cerca ancora Alice Trampus, lungo profondo, no, cambia su Pagliuca. Buona battuta questa, sì. Attacca la seconda linea, muro, ottimo muro di Daniela in collaborazione con Beatrice, da qua non si è capito assolutamente chi l'ha preso, ma poco importa. Viene fermato questo attacco dalla seconda linea. Muro di squadra, 24-23, set point per Udine. Battuta sempre Marcuzzi, profonda, ottima, buona. Si deve difesa, pallonetto, ottima alzata di Brumat per Snidero, che mette in difficoltà la difesa delle ospiti e ne approfitta come al solito da buona vecchia volpe Daniela Nardini, e chiude con questo muro ben girato verso posto 2. E si conclude il primo set, Ugo, per le padrone di casa, 25-23. Sì, ottima rimonta da parte della Yop Group sul 22-20, diciamo così, ci ha creduto poter recuperare questo set, l'ha fatto, ed essere veramente lo stimolo e la sprint poi per andare adesso più consapevole delle proprie possibilità a giocare la seconda frazione di gioco.
Eccoci qua nuovamente pronti per questo secondo set. Ugo, aiutami anche tu, ma mi sembrano sestetti invariati per entrambe le squadre. Sì, da parte di Udine sicuramente, ma anche Sandonari propone le stesse Lo stesso sestetto. 6 più 1, 7, sì, sono uguali. E comincia l'altro set, dopo avevo portato a casa il primo, diciamo, con una prova di carattere, perché Attenzione. i movimenti adesso è qualcosa sulla rete, perché no, falso allarme. tutto sembra a posto, bene. Battuta, partono questo set qui le padrone di casa con Brumat. Battuta su Trampus che riceve bene, altra fast, stavolta solo appoggiata verso posto 5 dove il libero fa bene attenzione, Snidero viene toccata a muro, Giacomello può solo piazzare piedi a terra, Cicolini chiamata in causa, si fa trovare pronta come al solito, stavolta gioca un bel colpo forte invece degli ultimi attacchi avevamo visto che aveva trovato la soluzione in pallonetto. Sì, ben servita da Pezzotti, buona alzata, ottimo colpo. Primo punto per Udine, sempre Brumat. Cambia completamente battuta, non va più a cercare Trampus, perché questa era la mia sensazione, che in battuta cercassero giustamente Trampus, va sull'altro banda Pagliuca che subisce l'ace. 2-0 come la prima frazione, speriamo che sia anche di buon ben auspicio. augurante, esatto. Altro ace. Battuta, altra ottima battuta direi. Altro ace. 3-0 per la Yab Group e ancora Brumat. Stavolta cerca una soluzione più lunga e profonda sul libero Bardaro, ma la palla esce abbastanza abbondante dalla linea in fondo campo. Va in battuta per le ospiti la numero 13 Munarini Matilde. Battuta su Snidero, Pezzotti è costretta solo ad alzare in bagger, ma ci pensa la solita Cicolini, altro colpo in diagonale da cui mi sembrava abbondantemente a lato del muro, passata. Sì, molto bene Cico in questo senso di gara tra il primo e questo secondo set, veramente in partita ha sforato tutto il repertorio, lungolina, diagonale, pallonetto, sta andando veramente forte, buon per noi ovviamente, e Marcuzzi in battuta. Pagliuca ancora. Stavolta tiene, viene servita Trampus, ma ben tenuta a muro da Nardini, viene imbeccata Snidero che passa sopra il muro della palleggiatrice di Conegliano con un attacco bello lungo che finisce lungo in posto 6, 5-1. Sì, ottimo attacco anche da parte di Beatrice, anche questa palla l'ha presa molto molto alta, anche l'alzata di Pezzotti era veramente, le ha dato il tempo di proprio il giusto, sotto avendo Pezzotti in prima linea, quindi ottima scelta. 5-1 ancora Marcuzzi. Ottima ricezione del libero di Conegliano, stavolta Trampus trova una diagonale molto stretta in cui la difesa di Maria purtroppo non riesce a intervenire, ma era un colpo ben piazzato. Colpo buono ovviamente dell'attaccante di Sandonà, e Maria ovviamente ha leggero sbaglio di posizione perché è scivolata un po' dietro il muro, ecco, anche lei, parliamo di una giovanissima, quindi sono gli errori che si devono fare per poi capire quello che va fatto, per poi crescere, esatto, e maturare. Cicolini stavolta purtroppo trova il muro attento, è stato un secondo di più di Bibiana Guzzin, ha lasciato scendere un po' troppo, esatto, la palla, esatto, tra l'altro questo muro piazzato lì, palla filorete, gioco forza, anche perché a muro a Guzzin e Trampus, sì, quindi sì, un muro di tutto rispetto. Sì. Sempre in battuta certo Bagnoli, ricezione un attimino in difficoltà, Brumat è costretta solo a appoggiare in bagger di là, viene chiamata in causa Giacomello, Snidero aveva messo le mani ma purtroppo la palla scappa lateralmente e le ospiti si rifanno sotto
sul punteggio di 5-4. Dei break proprio un po' come il primo esatto, set, no? L'andamento del primo set. 3 punti di conto, sempre Bagnoli in battuta, stavolta la ricezione è precisa, infatti viene chiamata Daniela in causa. Una difesa un po' rocambolesca, ma l'ultimo tocco di Daniela purtroppo non riesce a passare il nastro della rete e siamo 5 pari. Un po' come l'andamento del primo set, no Ugo? Un po' di punti da un lato, un po' dall'altro. Si vede sempre sulla parità, è veramente una costante di questo inizio di gara. Cicolini stavolta fa un pallonetto, ma il libero di Conegliano è molto attenta. Trampus viene tenuta bene a muro da Cicolini e Nardini, che si ripropongono di nuovo su questo muro. Giacomello stavolta non tira a pieno braccio, ma trova una soluzione piazzata lunga in posto 6, e Brumat era un attimino magari fuori posto, non si aspettava questo colpo della opposta di Conegliano. E stavolta è avanti Conegliano 6-5. Sempre con la sua regista Bagnoli in battuta. Altra battuta lunga profonda su Urbinati. Snidero viene tenuta a muro, viene chiamata in causa di nuovo Trampus, ben tenuta in difesa da Brumat. Snidero cerca una palla lunga verso posto 6, la palla esce. 7-5, doppio vantaggio, giustamente coach Pasqualino chiama time out. Perché abbiamo subito un parziale di 6-0 e ovviamente in una circostanza del genere è d'obbligo cercare di fermare il susseguirsi dei punti di Sandonà. Peccato perché i primi 5 punti si erano viste molte delle cose veramente belle. Peccato un po' la squadra, dobbiamo mettere un po' le cose a posto, questo time out, rinfrancare quelli che sono i punti fermi, poi cercare subito il cambio palla, che è fondamentale. Esatto. Vedremo se la regista di Conegliano cercherà ancora questa battuta lunga profonda da 1 verso 1, cercare la ricezione di Urbinati. Stessa battuta, ben tenuta ricezione da Urbinati. Pezzotti chiama Cicolini, viene chiamato dalle ragazze un tocco a muro, in realtà l'arbitro viene data un'invasione a muro. Le ragazze non sono molto convinte, ma si sono già placate. Sì, anche perché viene chiamata dal primo arbitro ed era proprio lì sotto. Secondo in battuta Cicolini. Ottima ricezione del libero di Conegliano, primo tempo ben tenuto in difesa da Cicolini, viene solo rimessa in bag la palla di là. Giacomello viene tenuta bene a muro e ben difesa da Tamborino, non riesce a concludere Snidero. Di nuovo Giacomello da posto 4, stavolta Cicolini attenta. Pezzotti in becca di nuovo Snidero, che cozza contro le mani del muro e scendendo dall'attacco viene chiamato invasione, fallo di piede, probabilmente ha fatto invasione di piede sotto rete. Sì, l'ho guardata, non mi è sembrato che fosse tutto di là, però può darsi che mi sbagli perché avevo anche un giocatore davanti, quindi diamo merito all'arbitro aver visto, aver fiscato quello che era giusto. 8-6 è in battuta Alice Trampus. Brumat riceve bene, Daniela chiamata con questa veloce dietro, rapida e veloce. Sì, una buona fast, servita molto bene anche da Pezzotti, un colpo diagonale molto stretto, tant'è che è andata a segno. È in battuta Beatrice Sniter. Beatrice per un volley sul 7-8 per le ospiti. Cercata nuovamente ricezione Trampus, brava qui la banda di Conegliano, la Ludovica Pagliuca, che trova un colpo sulle mani alte in cui l'intervento dietro in difesa di Brumat nulla riesce perché era ben piazzata lunga sull'angolino di posto 1. In battuta la centrale Bibiana Buzzin.
battuta corta, messa in difficoltà Urbinati e giustamente il centrale di Conegliano approfitta dell'errore in ricezione chiudendo il punto per un vantaggio di 3 punti. Triplo vantaggio, diciamo che è il primo triplo vantaggio da parte di una compagine durante la partita. Sempre Buzzin, stavolta Brumata attenta, viene imbeccata Ciccolini da seconda linea, tocco di seconda di Pezzotti, ma è attenta alla difesa, attenta anche Ciccolini qua, e stavolta purtroppo Brumata cozza contro il muro ben piazzato di Giacomello. Anche qua altro muro di buona prestanza, anche se abbiamo sentito in sottofondo. Sì. Diciamo che l'alzata, la spinta da posto 6 è stata veramente, era fischiabile al 100%. Adesso capisco tutto, ma queste palle qua vengono fischiate nelle categorie inferiori e anche molto meno gravi, e qua siamo in B1, un minimo deve esserci, però sia tutte le parti ovviamente, ma un minimo deve esserci. Parliamo di gente che insomma sa il fatto suo, e questa deve essere fischiata, appunto. E nel frattempo coach Pasqualino Leone si gioca anche il secondo time out del set sul punteggio di 7-11 a favore delle ospiti, che sono sempre in battuta con la centrale Bibiana Buzzin. Sempre su Urbinati, viene chiamata in causa Daniela, che viene tenuta a muro e ci pensa con un altro colpo bello, veloce, rapido verso posto 5 Brumati. Sì, ottimo colpo di Alessia tra posto 6-5, lungo, alto, forte, veramente per colpo in diagonale, interrompe la stessa positiva di San Donà. 11-8 per le ospiti. In battuta Daniela Nardini. In difficoltà molto bella, molto Pagliuca. tesa la battuta. Un'alzata abbastanza attaccata a rete, ben gestita dalla banda di Conegliano. Snidero. Un punto che non saprei come definire, perché Snidero giustamente aveva piazzato il colpo di là perché altro non poteva fare, il muro di là di Conegliano attento, però la difesa era un po' veramente in piedi e fermi, un po' tutti quanti, quindi anche su piedi a terra un minimo di copertura a chi fa l'attacco deve essere sempre dato, onde evitare appunto queste situazioni in cui la palla cade. Esatto, nel frattempo Giacomello spreca la battuta facendola uscire da posto 1 abbondantemente. In battuta invece ci va adesso la regista delle padrone di casa della Iop Group Forum Iuli, Alice Pezzotti. Pagliuca cerca un altro pallonetto ben difeso da Pezzotti, esagera un pochino Tamborino su questa alzata in posto 4 che le scappa l'idea giusta, ovviamente è scappata via proprio il palleggio lungo, peccato perché sappiamo la capacità di Camilla di mettere la palla veramente precisa, quindi un attimino forse di tensione nervosa sicuramente per questo blackout. Maria viene ben tenuta a muro su questa 7, Snidero può solo piazzare di là. Pagliuca, ottima difesa di Snidero su questa fast di Conegliano. Brumat tenuta a muro, Conegliano può solo rigiocare la palla in bagger di là. Viene chiamata Alessia Marcuzzi, ma ben tenuta a muro da Conegliano. Giacomello viene tenuta a muro da Marcuzzi. Scambio lunghissimo, Trampus può solo mettere la palla in bagger di là. Di nuovo Ciccolini e viene dato punto alla Iop Group. L'arbitro chiama il muro fuori. Ma direi che
c'è stata se posso un'iniziale perme- protesta, sì, ma ma poi tu si è devi protestare spenta. perché è stato anche il primo tocco da questa parte qua, doppiamente, palesemente doppia. Se non guardiamo queste cose qua non so proprio cosa si può fischiare a questo punto. Bel colpo di Trampus che passa tra la mano esterna, penso, Niente da dire. di Cicolini e l'asta. Bravissima, bravissima. Bel colpo. Qui, solo applausi. 14-10 per San Donà. In battuta si appresta la numero 13, Murarini Matilde. Battuta corta, Snidero in difficoltà, ben attenta la difesa della Job Group e ci pensa Cicolini nuovamente, bel attacco forte, ottima esecuzione dell'opposto di casa. Sì, bravissima Urbinati a difendere a ogni costo questo slash da parte di San Donà, ricostruita molto bene con Pezzotti, palla a Cicolini che ovviamente queste palle alte 9 le preferisce. 11° punto, 14-11, Marcuzzi in battuta, tesa, molto difficile da scrivere. Invasione nettissima. Trampus lascia scendere la palla sotto il nastro e commette fallo a rete, ma di fronte aveva comunque Daniela che era ben pronta. Torniamo a -2, 12-14, sempre con Marcuzzi in battuta. Ottima ricezione del libero di Conegliano, Buzzin si propone in fast ma stavolta Pezzotti è attenta, altro colpo in diagonale difeso di Cicolini, ben piazzato il muro di Cicolini e Nardini di nuovo, ma stavolta Trampus gioca sulla parte alta del muro, Snidero cerca di intervenire ma purtroppo la palla le scappa oltre. Di nuovo triplo vantaggio per le ospiti, 12-15. 12-15. In battuta di nuovo la regista Anita Bagnoli. Palla su Brumato in difesa, Daniela può solo dare palla a Snidero, viene data palla out, anche se le padrone di casa chiedevano un tocco a muro. Ma da qua mi è sembrato che la palla si fosse impennata veramente tanto. Infatti vediamo parecchio infervorato, sì. Coach Pasqualino Leone. Io ribadisco ancora, non so cosa stia facendo il secondo arbitro che non guarda i tocchi a muro, non capisco, veramente non capisco. Messo lì a far cosa non si sa. Comunque 16-12 per San Donà. Sempre in battuta la regista Anita Bagnoli. Brumazza stavolta fa ben attenta, non un attacco strepitoso di Daniela, ma va bene così. Casi Ugo non importa, in questi casi va bene perché la palla cada per terra. Eccolo qui, coach Pasqualino ci ripropone il doppio cambio. In battuta andrà Bortot e dentro come opposto c'è Bovolo, giusto Ugo? Sì. Battuta lunga, profonda, troppo lunga. Regala il 17° punto alle ospiti. In battuta con la capitana Alice Trampus. Battuta verso posto 1, Snidero ottiene. Bortot palla un po' attaccata, ben gestita da Bovolo, viene chiamata da posto 4, attenta alla difesa, altra zampata vincente di Daniela. Daniela questo colpo sembra che guardi evidentemente dove lui sembra che guardi è un colpo studiato dove si sposta a posto 6, adesso a posto 6 si è spostato ha raddoppiato verso il posto 1, Daniela l'ha messa in posto 5, prima ha fatto il contrario, quindi vuol dire che forse un'occhiata di là dalla sua esperienza l'ha messa, quindi buon per noi. 14-17 serve per le ospiti. Giacomello passa alta sopra il muro, penso di Brumat, trovando questo colpo lungo verso posto 1.
in battuta per le ospiti la centrale Bibiana Guzzin. Ricezione un po' in difficoltà, Daniela può solo attaccare in palleggio, viene chiamato l'opposto Giacomello, viene chiamata out l'attacco. 15-18, in battuta va la stessa Daniela, cambio, esce Maria Marcuzzi ed entra Laura Greco, giusto? Sì, entra Greco per Marcuzzi, in battuta sempre Daniela, palla lunga sul posto 5, out, palla Anche out. qui ha un po' esagerato la banda di Conegliano, Ludovica Pagliuca, cercando un colpo in parallela che esce dalla linea laterale. 16-18, la Job Group si rifà sotto. -2. E infatti coach Gregores chiama time out. L'arbitro fischia al termine del time out. Le due squadre rientrano in campo. Battuta sempre Daniela Nardini per le padrone di casa. Battuta lunga e profonda, ben tenuta in ricezione dal libero. Ottima attenzione a muro di Grego su questo attacco del centrale. Giacomello passa sopra il muro un po' scomposto tra Grego e Brumat e ci ha provato a mettere lo zampino anche qui Daniela, ma non è riuscita. Come sta a tenere questo colpo, veramente è un colpo molto forte, sta sopra un grande rincorsa. 19-16, Ed è sempre più proprio 3. Giacomello che va in battuta per le ospiti. Palla lunga verso posto 1, Bortot chiama Brumat in attacco che può solo piazzare verso posto 1, viene chiamata stavolta Bovolo, bel colpo sulla parte alta del muro e si chiude il doppio cambio. Il doppio cambio, torniamo a -2, 17-19, battuta torna Pezzotti, peggiatore, concluso il doppio cambio. Rimane in campo invece Greco. Battuta che mette in difficoltà la ricezione di Conegliano. Bel colpo dalla seconda linea di nuovo di Giacomello, fotocopia di quello precedente ma stavolta fatto dalla seconda linea. La seconda linea, ho trovato proprio la linea esterna del campo, un palla veramente millimetrica, molto brava. 17-20, ancora -3 per la Yop Group che deve fare uno sforzo adesso per cercare di fare quel break e poi riportarla veramente sotto alle ospiti. Vediamo. Colpo di seconda del palleggiatore, viene chiamata in causa Grego su questo attacco da Pezzotti, ma di fronte a un muro non da poco. 17-21 per le ospiti, sempre in battuta con Pagliuca Ludovica. Battuta sempre verso il posto 1 su Brumat. Pezzotti chiama in 7 Grego. Vediamo anche dall'altro lato del campo una 7 che però finisce ad insaccarsi sulla rete, dando così il 18° punto e un attimo di respiro per le padrone. Battuta di Brumat, sempre lunga, molto attento il libero di Conegliano.
Ottima difesa su questo bel attacco di Trampus. Un po' scappata via questa fast. Sì, pensavo da qua francamente che avesse preso le mani del muro, perché ha fatto veramente una palla che ha fatto una traiettoria a uscire verso la panchina di Udine, invece proprio gli è uscita proprio male l'attacco. Buono per la Youth Group, -2, 19-21. Bella battuta di Brumat. Viene imbeccata Trampus, ma il muro è molto attento di Ciccolini e Greco. Di nuovo chiamata in attacco, Trampus cambia, ma Pezzotti attenta. Ed è attento anche il muro, direi granitico, per rubare le parole a qualcuno, perché insomma di fronte c'erano Trampus. Sì, ha avuto attraverso diagonale con una palla. E Munarini, che viste da qua non mi sembrano due fisichini esili. No, assolutamente. L'ho visto anche da sotto prima e posso garantire che fanno veramente impressione messe lì. Munarini va a battere su Snidero, attenta. Greco, chiamata da Pezzotti. Ci mette questo pallonetto intelligentemente. Molto intelligente Laura, fare questa palletta lì dietro, un po' dove francamente nessuno se l'aspettava, e anche noi, perché veramente è stata una scelta ottima, e quando non puoi attaccare forte devi far volare la testa, e Greco l'ha fatto. Battuta a cercare Trampus, viene richiamata in attacco dalla sua palleggiatrice. Snidero viene tenuta in difesa. Giacomello dalla seconda linea, molto attenta a Brumat. Pezzotti chiama Ciccolini, che non ha paura stavolta. Anche qui ha di fronte un altro bel muro fatto da Trampus. Sì, questa palla qua era messa molto bene da Pezzotti, meglio rispetto a quella di prima, più alta, più verso la banda, e quindi anche Cico ha avuto l'opportunità di scegliere tutta la traiettoria e non ci ha pensato due volte, giustamente ha fatto la cosa giusta, tirato forte, lungo. E anche coach Gregoris deve giocarsi il secondo time out, perché le padrone di casa sono rifatte sotto col punteggio 21-22. Giochi di nuovo riaperti. Esatto, 2 time out per parte, anche qua si andrà fino alla fine, salvo come sempre i cambi, ma vediamo un po' come il primo set. Sempre Greco su Trampus, che tiene ricezione, viene chiamata Guzzin, ma stavolta Pezzotti attenta, e Ciccolini cambia. Anche qui no, qui da qua sopra questa palla, Ugo, si vede benissimo che è stata la chiamata dell'arbitro, era più che corretta sull'alzata di... La palla è totalmente ancora nel campo, nel campo di Udine. Assolutamente. Seconda linea del pezzatore sicuramente, ma assolutamente, la palla però era tutta quindi di qua. Il centrale facendo tetto. Questa è una delle poche azioni su cui mi sento di sbilanciarmi, a consentire. Siamo fortunatamente proprio sul nastro, quindi... Assolutamente. Ricezione abbastanza semplice di Trampus. Avevano trovato il tempo abbastanza buono Muro, Ciccolini e Daniela Nardini, ma la palla comunque è scappata lunga e Greco non è riuscita a intervenire. 22-23. +1 sempre per Sandonà. In battuta con la regista, se non vedo male da qua sopra. Bagnoli. Sì. Numero 1, esatto. Urbinati era, consentimi, un po' indecisa se lasciarla o non lasciarla. Non ho capito bene, perché francamente mi sembrava abbastanza leggibile che la palla fosse in campo. Adesso non riesco a dare una spiegazione proprio. Esatto. O non l'ha vista uscire, l'ha vista all'ultimo, visto che di fronte comunque ha set point. Stavolta Urbinati interviene, Pezzotti chiama Ciccolini, che non si fa dire due volte, e continua con questo bel colpo tirato forte verso il posto 6.
ed è proprio lei che va in battuta sul punteggio di 23-24 a favore al momento delle ospiti, ma nulla è detto. Sì, sempre secondo set point per Saint Donat. Lunga e profonda, viene beccata Giacomello. Daniela l'aveva toccata, però aveva ben piazzato questo mani fuori Giacomello, e si chiude il secondo parziale sul punteggio di 23-25 per le ospiti. Sì, peccato per il break che abbiamo preso di 3-4 punti, perché alla fine il set è stato equilibrato anche in questo secondo parziale. Alla fine i 2 punti di vantaggio sono quelli decisivi, però dobbiamo essere un po' più bravi a restare attaccati di più all'avversario. Se dovesse scappare via 1 o 2 punti sono sempre recuperabili, 3 o 4 inizia a essere veramente un break un po' impegnativo. Sì, è stato il break dei primi punti, esatto, del 5-1, che poi siamo passati al 7-5. Dopo siamo andati sul 22 pari, quindi la rimonta c'è stata, il carattere ovviamente ci mancherebbe, si è visto palese che c'è e va tirato fuori meglio e più spesso, però diciamo non lasciare l'avversario sarebbe la soluzione migliore per poi cercare sempre anche di mettere la freccia e andare avanti. Eccoci di nuovo sul parquet, di nuovo le squadre schierate per questo terzo set. Sestetti direi invariati. Anzi no, resta in campo Grego per Marcuzzi, mentre nel lato di Conegliano non vedo variazioni del sestetto. Sono gli stessi numeri dell'inizio, quindi di qua Saint Donat tiene questa formazione. Ceudere propone il cambio del centro. Battuta le ospiti con Pagliuca Ludovica a cercare la ricezione che scappa a Brumat, ma attenta il centrale di Conegliano Munarini che chiude. Poteva saltare Pezzotti essendo in seconda linea, ovviamente poteva opporsi al muro, quindi 1-0 per Saint Donat. E sempre Pagliuca Ludovica in battuta. Bel muro di Greco e Snidero. 1 pari. Ed è proprio Greco in battuta. Battuta lunga e profonda. Bardaro tiene. Trampus viene tenuta a muro da Nardini e Cicolini. Giacomello
Viene tenuta a muro da Snidero e Nardini, ma purtroppo Grego non riesce a intervenire su questo tocco del muro. 1-2 per le ospiti. E in battuta c'è la centrale con il numero 13, Matilde Munarini. Battuta corta su Daniela Attenta, che viene chiamata su questo primo tempo. Pezzotti apre dietro per Cicolini, ma Trampus e Guzzin sono ben attente e ben composte a muro. Doppio vantaggio per le ospiti, 1-3. No, purtroppo cercando di forzare anche sulla palla bassa e spinta, ma il muro di San Donato si ripropone sempre in maniera eccellente, quindi sulla palla un po' bassa dove non c'è la possibilità di passare sopra bisogna essere un po' più bravi e lavorare magari sul mano fuori o il caro vecchio pallonetto che tante Che soddisfazioni avevamo dà visto ogni fatto tanto. proprio da Cicolini nelle prime parti del primo set. Snidero viene ben contenuta nel frattempo a muro, ma anche Nardini e Cicolini tengono bene Trampus. Di nuovo Snidero, stavolta allunga il colpo verso posto 5 che era nettamente sguarnito, era fuori posizione nel centrale di Conegliano, esatto, e giustamente Snidero ne approfitta. Questo è il colpo alto, lungo e forte nell'ultima parte del campo, diagonale, lungolina che sia, passando sopra il muro, cercare la diagonale. Consentimi Ugo, esatto. se c'è il centrale in campo. Soprattutto se c'è il centrale in posto 5 dove diciamo si Non me ne soffre un po' di più. centrali. No, ma purtroppo Cicolini viene tenuta bene. Guzzin cerca un pallonetto, ma Daniela penso abbia furbamente, giustamente tolto le mani all'ultimo e la palla esce. 3 pari. E sempre Cicolini in battuta. Spinge, ma Trampus tiene bene, viene imbeccata dalla sua palleggiatrice, trova un bel mani fuori. Sì, non di molto uscita, ma possiamo dire che è uscita comunque, sì. Che da qua c'è stato un tentativo di protesta che si è spento subito sul nascere, giustamente, viene istintivo di chiamare. Ci sta, la chiamata viene sempre fatta, è ovvio. Poi si rende conto che la palla l'arbitro fuori, ce l'aveva proprio lì sotto. Sì. Brumat attenta, Nardini viene chiamata in fast, lungo profondo verso posto 1. La palleggiatrice forse era scappata via un attimo in anticipo per entrare ad alzare, Daniela furbamente l'ha visto e ha piazzato questo colpo lungo. In battuta per le padrone di casa, Beatrice Snidero. Trampus non riceve benissimo, viene beccata Giacomello, viene fischiata però un fallo a rete per la Iop Group. Da qualcuno non ho capito chi fosse. O andando saltando verso l'alto di aver toccato il bordo sopra. inferiore. Fatto sta 4-5 per le ospiti. Ottima ricezione, Daniela stavolta cambia il colpo, non cerca più posto 1 lungo, va a posto 5. Colpisce letteralmente libero, forse ci aspettava una palla più in diagonale. 5 pari. 5 pari. Ed è proprio Daniela Nardini in battuta, ben tenuta da libero Bardaro. Palla esce, stappa questo colpo all'attacco di Conegliano. Vantaggio per le padrone di casa, 6-5, sempre battuta Daniela Nardini. Palla uscita veramente di un non nulla, peccato. Pari 6. In battuta per le ospiti la centrale Bibiana Guzzin. Palla che tocca il nastro, ma Urbinati attenta, viene chiamata stavolta Grego in fast e lei tira fuori, dopo 2 attacchi forti di Daniela, piazza un pallonetto mandando fuori tempo completamente la difesa di Conegliano. 7-6 e in battuta la regista di casa Pezzotti.
bella battuta, Pagliuca riceve, Giacomello viene chiamata dalla sua regista, Brumata aveva toccato questo pallone e anche Tamborino aveva provato ad intervenire, però purtroppo la palla cade sul 7 pari. E in battuta va la stessa Giacomello che ha appena chiuso il punto. Brumat attenta, Pezzotti la chiama in attacco ma è attenta anche Trampus, Pagliuca piazza un colpo ma Ciccolini è attenta con la copertura del muro, Pezzotti chiama Snidero alla quale però le viene fischiato fallo di seconda linea. Punto per le ospiti, 7-8, sempre Giacomello in battuta. Palla sempre verso Brumat che tiene, Ciccolini chiama Grego in 7, ma la centrale di Conegliano, Matilde Munarini, è attenta, l'aveva ben seguita e le ha chiuso la strada su questo pallonetto. Sì, una setta un po' giocata in maniera leggibile anche per il muro di San Donai, quindi è facile anche andare a prendere, anche abbastanza un po' lenta se non ho visto male, quindi difficile da passare col muro lì. Ottimo colpo di Ciccolini che passa sulle mani della palleggiatrice e la palla cade in posto 6. Una scelta giusta, 8-9 sempre per le ospiti, ci portiamo di nuovo sotto, andiamo in battuta con Brumat, vediamo poter attuare questo aggancio. Palla lunga su Pagliuca, viene chiamata Muzzin, ma Ciccolini è attenta su questa fast chiusa e Snidero gioca nuovamente sulle mani della palleggiatrice della squadra ospite. Un bel mani fuori questo Ugo. Sì, questo è stato veramente un colpo ben fatto da parte di Bea. Ha aspettato un attimo che il muro iniziasse durante la fase di discesa, poi ha colpito forte esternamente, quindi una palla indifendibile anche per chi era dietro. 9 pari. Brumat mette in difficoltà Pagliuca che viene chiamata in causa, mette solo in pallonetto di là la palla. Snidero invece continua a tirare giustamente sulle mani della palleggiatrice, Bardaro richiama Pagliuca ma stavolta Ciccolini e Grego sono molto attente, bel muro composto, infatti ottengono un bel muro punto e portano in vantaggio la propria squadra sul 10-9. Sì, proprio un muro ben piazzato, pieno di rimbalzo invadente. Questa palla veniva colpita ancora più alta, ma è stato molto, molto bravo il muro di Udine. Bel punto di Brumat, questo è un bel ace sulla zona di conflitto delle due bande dell'Imoco, quindi Pagliuca e Trampus, e coach Gregori si chiama time out. Di nuovo squadra in campo e di nuovo Brumat in battuta per le padrone di casa. Cerca di nuovo Trampus che è nettamente in difficoltà, Grego è molto attenta su questo tocco di Pagliuca, Giacomello può solo fare un pallonetto, Tamborino era attenta, Ciccolini tira. Chiaramente un'invasione secondarina da parte di posto 1 di San Donà. Ciccolini non se lo fa dire due volte, mani alte di Pagliuca, un bel colpo tirato forte. L'arbitro dice basta. Però le proteste sono giustificate perché ha pestato clamorosamente, ma clamorosamente pestato, cioè, c'è poco da stare a discutere. Anche perché prima una palla simile l'ha pur chiamata a Beatrice.
Di nuovo Brumat in battuta. Palla lunga e profonda, di nuovo fra Pagliuca e Trampus. Di nuovo ace uguale a quello precedente. Sempre in battuta Brumat, le padrone di casa allungano 13-9. Coach Gregoris nel frattempo fa uscire Giacomello e la regista, quindi doppio cambio anche nel campo di Imoco. Brumat di nuovo in battuta, stavolta cambia, cerca Pagliuca lunga in posto 1, viene chiamata in causa la neoentrata opposta dell'Imoco che trova un bel colpo in diagonale. Sì, veramente una gran palla. In battuta per le ospiti la banda Pagliuca. Brumat riceve un po' abbondante, sistema Pezzotti come può. Nuovamente chiamata in causa, ma ben attenta Pezzotti. Cicolini prova, ma come la rotazione precedente nel muro di Conegliano ben piazzato. In questo caso qua va apprezzato però anche il coraggio di Cico, assolutamente, di fare questo colpo era veramente molto difficile, con palla che arrivava anche il muro, a aspettare a tempo, una scelta coraggiosa, un bel muro, una buona una azione, bella azione sia di qua che di là, assolutamente. Sempre Pagliuca in battuta, Brumat riceve bene, Pezzotti chiama in causa Beatrice, Snidero che gioca sulle mani alte, Trampus però tiene, Pezzotti da palla a Urbinati, Cicolini viene tenuta a muro, Trampus viene data palla toccata a muro sull'attacco di Snidero che non c'era. Francamente non l'ho vista. Però devo anche dire che le proteste si sono abbastanza placate rapidamente. Sì, forse. Probabilmente qualcuna si è poi autoaccusata del tocco. Grego in battuta intanto per 14-11 per Udine Volley. Battuta lunga su Pagliuca. Trampus viene tenuta in difesa da Greco. Snidero colpo bello alto sulle mani. Altra difesa molto attenta di Brumat. Cicolini tira ma la difesa di Imoco attenta. Trampus mette un pallonetto che legge benissimo Pezzotti e poi chiude con un bellissimo colpo Snidero, questo bel mani fuori. Sì. Ottimo colpo di Beatrice, la cercava proprio le mani esterne del muro, rivolte verso le panchine, palla esce abbondantemente. 15-11 per Udine Volley. È sempre Grego in battuta, ben tenuta dal libero. Bel primo tempo questo delle ragazze dell'Imoco, giocato tra la neoentrata palleggiatrice col numero 11 Gaia Zorzetto e la centrale che poi va in battuta Matilde Munarini. Brumat, Pezzotti aggiusta, bel colpo di Snidero lungo e profondo. Trampus trova un mani fuori sul muro comunque ben piazzato di Cicolini e Nardini. Peccato perché la fotocopia dei mani fuori di qualche scambio fa, proprio il muro piazzato, questo prende rimbalzo che è orientato verso l'esterno, non riusciamo a girarlo verso il campo, che sarebbe oro perché la palla ricade sui 3 metri verso il campo. Anche perché esce veramente lateralmente di pochissimo. 15-13 per la Udine Volley. Sempre Matilde Munarini in battuta. Ottima ricezione stavolta di Brumat. Cicolini viene chiamata ma viene fermata a muro. Pezzotti la richiama nuovamente, cambia ma il muro è attento. Un po' di confusione su questo bugger solo messo di là da parte del Ayob Group. Bel colpo
questo bel colpo lungo verso posto 1. Sì, ha preso la palla altissima, veramente un colpo in diagonale verso il posto 1 a chiudere verso la linea esterna del campo, veramente brava, niente da dire. Su questo colpo del -1 per Sandonà ne ha chiamato tempo da la panchina di Udine Volley. Un time out per parte. Sottofondo musicale. Si rientra in campo dopo questo time out, sempre Munarini in battuta per le ospiti. Bel colpo rapido e veloce di Snidero, ben chiamata da Pezzotti. Una gran diagonale, una fucilata verso il posto 5-6. Ed eccolo qua, il doppio cambio. Nuovo. Bortotto entra per Cicolini e Bovolo per Pezzotti. 16-14 per Udine. Ed è proprio Bortot che va a battere lungo su Pagliuca. Questa volta sbaglia tempo, stacco, chi lo sa, molto avanti rispetto alla palla, e lei infatti le scappa via lunga e alta. 17-14 per le padrone di casa, sempre battuta con la neoentrata Bortot. Battuta lunga e profonda, Zorzetto chiama Trampus e anche qui la palla scappa via. Aveva cercato nuovamente le mani del muro, ma più 4 per la Iop Group, 18-14, sempre battuta Bortot. Palla lunga e profonda, Pagliuca è in difficoltà, Zorzetto può dare solo palla a Trampus che è costretta ad appoggiare in bagger. Snidero purtroppo va a impattare sul muro ben piazzato della centrale Bibiana Guzzin. Sì, è stata diciamo che la palla in appoggio sul primo tocco deve essere gestita leggermente meglio, una free ball deve andare perfetta sul palleggiatore che ha poi la possibilità di velocizzare un po' più il gioco, spostata così verso fuori sui 3 metri, diventa difficile poi anche velocizzare. Ha dato il muro chiuso e ha preso questa murata che porta Sandonà a -3, 18-15. Nel frattempo Cos Gregoris ha chiuso il doppio cambio nel suo campo. Stavolta Snidero si rifà, sale lungolinea lo spazio che noi ha lasciato tra la mano e l'asta, il muro di Sandonà passa molto bene. 19-15. In battuta Beatrice Snidero. Battuta lunga su Trampus, bella difesa di Brumat, viene chiamata Snidero dalla seconda linea e qui viene chiamato il fallo dalla seconda linea. No, viene fiscata doppia e direi abbastanza sì, è fiscato doppia. Diciamo che aveva fatto passare qualsiasi cosa, mi sembra alquanto inopportuno fischiare una doppia, che sicuramente se viene fiscato il resto ci può stare, così francamente non esiste proprio. Nel frattempo cambio nelle file di Conegliano, esce Trampus ed entra in battuta da qua, penso la numero 4 Aurora Soffiato. Piazza subito un ace su Beatrice Snidero, una palla molto, che molto muore. difficile sì, perché è caduta proprio veramente una float molto, molto ben fatta, è caduta veramente davanti ai piedi di Beatrice. -2, 17-19 sempre per Udine.
stavolta Beatrice è più attenta. Bel colpo di Bovolo. Brava Bovolo a cercare veramente questa interrotazione sulla linea verso il posto 1, tra 1 e 2. Ottimo punto, 20-17. Trampus nelle file di Imoko e nell'altra metà campo invece per le padrone di casa va in battuta Daniela Nardini. Battuta che non impensierisce il libero di Imoko. Protesta dal lato Imoko per questo tocco di Bovolo, che forse poteva essere, ma come hai detto tu. Sì. Questo ci sta, questa è una portata, si può fischiare, si deve fischiare questo oggettivamente si deve fischiare. Ma come dicevi tu però sì, ha fatto passare qualsiasi cosa, ma questo proprio vabbè. Nel frattempo 20-18, andiamo avanti, Conegliano in battuta con Bibiana Guzzini. Attenta Beatrice Snidero, Bovolo, bel colpo questo verso posto 5. Sì. Si chiude il doppio cambio anche per le file della Yop Group Forum Iuli, Udine Volley, e rientra quindi Pezzotti che va in battuta e Ciccolini in prima linea. 21-18. Tutta lunga, Pagliuca è in difficoltà, viene poi chiamata in attacco. Ottimo intervento difensivo per le fila di Udine. E Roraccio qui a vantaggio fortunatamente delle padrone di casa, sì, ringraziare questa perché senza muro l'ha sparacchiata, l'è scappata via. Sì, 22-18 per la Yop Group, chiamato il secondo tempo da parte di San Donà. Sestete in campo per questo rush finale di terzo set. In battuta sempre Pezzotti. In difficoltà Trampus, Giacomello può solo piazzare di là. Pezzotti attenta, Tamborino stavolta dà una bella palla a Ciccolini che però viene tenuta in difesa. Giacomello viene tenuta a muro da Brumat. Pagliuca trova un pallonetto, come già ci aveva fatto vedere in altre soluzioni, quando non riesce a prendere tutta la rincorsa si rifugia in questo pallonetto molto corto sul posto 3, veramente nella zona verde del cerchio del centrocampo del basket, veramente piazzato millimetrico. È un colpo che fa spesso quando non ha rincorsa, come dici tu. Quindi 22-19 è in battuta Giacomello per le ospiti. Brumat, Ciccolini, bel colpo, cerca le mani passata alte. Sulle mani alte, ottimo colpo della palleggiatrice aspettato che la palla di Moco. Non aspettato che la palla senza più di tanto, ci riporta ancora più 4, molto importante questo punto del 23-19. Interrompe subito il servizio di battuta di San Donà, porta la palla con a Brumat per la Yop Group, che prima, ricordiamo, ha piazzato 2 bei ace fra Trampus e Pagliuca. Giacomello viene chiamata dalla seconda linea. Brumat era intervenuta un po' scomposta, Ciccolini prova in questo recupero che purtroppo non va a buon fine. 23-20 e in battuta per le ospiti Pagliuca, Ludovica. Set equilibrato anche questo.
Snidero, attenta in ricezione, Pezzotti la chiama, bel colpo in diagonale. Veramente questo ottimo colpo di Snidero. Beatrice Trova sta palla in diagonale sui 4 metri dove la difesa di San Donà non può veramente arrivarci. Coach Pasqualino lancia in campo in battuta sul 24-20. Sì, entra Elena Colonello per Laura per difendere il posto 5, ovviamente in maniera più palla lunga su Trampus che riceve, viene chiamata in causa nuovamente. Nardini tocca, ma era un po' scomposta, un po' staccata da rete e si insacca la palla. Nel campo no, il campo. Time out. 24-21. Ci sta. Chiamata giusta. Squadre di nuovo in campo. Time out esauriti per entrambe le squadre. 24-21, secondo set point per la Yop Group Udine Volley. E in battuta per le ospiti Matilde Munarini. Brumata attenta, Pezzotti richiama Beatrice Snidero, forse aspetta un po' troppo. Sì, ha fatto scendere un po' troppo la palla, ovviamente qua è sempre tutto molto facile, ovvio. Esatto. Noi da qua, Però sì, il muro ha piazzato veramente invadente, quindi far passare la palla lì è diventato quasi impossibile. Ovviamente 22esimo punto per San Donà. Ancora, comunque Terzo, set point. Palla piazzata, Brumata attenta, viene chiamata Cicolini che trova un pallonetto, ma la difesa di Moco è attenta, ma è attenta anche Brumata. Pezzotti richiama Cicolini, bel colpo sulle mani di Trampus che invece di guardare, alzare gli occhi e cercare la palla, guardava le compagne. La palla cade 25-22, 2-1 per le padrone di casa. Molto bene la Yop Group, questo parziale equilibrato fino a un terzo, dopodiché ha messo un po' il muso avanti la Yop Group, è riuscita ad avere questi 3-4 punti di vantaggio e li ha portati praticamente fino alla fine, quindi un punto che nel momento muove già la classifica di Udine, fa ovviamente da morale, e anche per il quarto set speriamo che sia proprio di buon auspicio anche per il proseguimento della gara.
Rientrano in campo le squadre per il quarto parziale. Abbiamo sempre sestetto confermato sia da una parte che dall'altra rispetto al terzo set. E a servire sarà la Udine Volley con Brumat. Prima palla per Udine Volley. Sempre in difficoltà sulle battute di Brumat. Snidero cerca un pallonetto ben attento. Giacomello, Trampus gioca sulle mani di Ciccolini che Lavora bene sul muro. rimane un po' sorpresa. Se palla sull'esterno, mano destra di Ciccolini messa un po' male. Il primo punto va a San Donà, 1-0. In battuta Bibiana Guzzin. Un po' di fortuna qui, Ugo. Qua Nastro rallenta la palla e manda fuori tempo Urbinati, che invece se l'aspettava un po' più lunga. Sì, c'era quasi arrivato, nonostante fosse abbondantemente 6 metri indietro. Peccato. 0-2 per le ospiti, sempre in battuta con Bibiana Guzzin. Brumat attenta, Pezzotti chiama Ciccolini, bel colpo. Non ha paura del muro che si trova di fronte. Sì, alla fine, se non mi ricordo male, anche Cico ha preso questi 3 o 4 murate che nell'arco, per l'amore di Dio, ci stanno. Assolutamente. Anche perché, ribadiamo, di fronte esatto, sì, a un muro non da poco. Giacomello dalla seconda linea passa sulle mani di Snidero. Grego non ce la fa. 1-3. In battuta la regista di Moco, Anita Bagnoli. Va a cercare Urbinati, che è attenta. Pezzotti rimette in moto Daniela Nardini, colpo lungo verso posto 1. Che è veramente difficile questo colpo di Daniela, perché è una palla che sembra uscire veloce, poi viene quasi, insomma, così svirgolata, passami il termine, sì, e cade veramente quasi lenta, però efficace al 100%. Quindi bella palla di Ciccolini, la ricezione però è buona. Bel colpo di Giacomello. Brumat c'era, ma non ce la fa a tenerlo. 2-4 per San Donà. In battuta va Trampus. Abbondante stavolta la battuta di Trampus, lasciano sfilare bene le ragazze. Battuta sul punteggio di 3-4 ci va Beatrice Snidero. Pagliuca si rifugia in questo pallonetto. Pezzotti e Ciccolini fanno quello che possono. Ottima soluzione questa in primo tempo della compagine. Un po' di confusione, soprattutto da parte di Udine Volley. Abbiamo lasciato clamorosamente il centrale libero da ogni marcatore, quindi gioco facile per San Donà a chiudere questo punto. 5-3. Ottima ricezione di Urbinati. Pezzotti chiama Ciccolini in pipe, bel colpo verso posto 5 nonostante avesse muro 2 di fronte. Sì, Ciccolini molto ispirata e giustamente Pezzotti si appoggia su di lei. 4-5 sempre un punto di vantaggio per le ospiti. In battuta Daniela Nardini.
battuta su Trampus, viene tenuta Giacomello, invece viene ben murata da Grego. Brava Laura, scelto del tempo perfetta, pieno di rimbalzo invadente, palla che non scappa al suo muro. Bel tempo. 5 pari, ottima scelta di tempo. Sempre Daniela che si sposta questa volta con la zona di partenza muro. Pagliuca riceve un po' staccato da rete. Bel muro questo di Pezzotti e Grego. Brava anche Pezzotti. Penso che dall'entusiasmo sia completamente suo. Sì, vale la stessa descrizione di prima per quanto riguarda Grego. Muro orientato perfettamente, prende il rimbalzo di là. Daniela piazza lungo su Trampus. Giacomello, muro 1 di Brumat. Pagliuca piazza di nuovo, ma Cicolini c'era. Purtroppo Brumat era scappata per aprire la rincorsa in attacco. Grego non si era avvisata, se non all'ultimo, di dover intervenire su questo colpo e purtroppo la palla è caduta nel campo della Job Group. 6 pari. Battuta insidiosa che mette in difficoltà la ricezione. Brumat è costretta solo a buttare la palla di linebacker e qui vediamo il primo tocco di seconda su entrambi i campi, ben fatto dalla regista di Moco che spiazza sia muro sia difesa. Sì, l'ha nascosta fino all'ultimo, sta molto brava poi ad andare su con la mano sinistra. Muro si aspettava un'alzata ed era completamente senza marcatura, quindi brava la pareggiatrice di Sandonà. Ben tenuta stavolta in ricezione. Viene dato un tocco. Penso che quando sia ricaduta Brumat sia finito addosso. È stata toccata il muro. sulla ricaduta, si è vista. Animi accesi sia da una parte che dall'altra. Giustamente. Sempre Giacomello, battuta su Rubinatti che tiene bene. Pezzotti chiama in causa Grego che si fa trovare pronta. Brava sia Pezzotti a dare questa buona palla, sia Laura a anticipare questo colpo verso l'esterno. Anche perché dallo spostamento in difesa di Moco non si aspettavano questo tacco al centro, esatto, di Grego. 7-8, un punto da recuperare per le padrone di casa con battuta Alice Pezzotti. Battuta sempre a cercare Trampus. Buzzin viene chiamata su questa fast, ben tenuta con attenzione in difesa. Di nuovo proposta la fast e anche in questo caso Pezzotti c'era, è arrivata un po' scomposta. Sì, leggermente in ritardo sull'uscita dalle mani dalla posizione preventiva di difesa, diciamo che ha unito poi è salita, all'ultimo. Unita è salita invece di fare il contrario, salire e unire verso l'esterno. 7-9. Doppio vantaggio per le ospiti in battuta Pagliuco Ludovica. Battuta a cercare Snidero, Pezzotti può alzare solo in bagger. Cicolini si fa trovare attenta ma viene toccata in difesa. Peccato per questa difesa di Snidero. Se abbiamo un po' rallentato sulla difesa e un po' di anche disattenzione, anche su un no? attacco non proprio, diciamo così, fortissimo, ma abbiamo preso questi punti. Approfittiamo del tempo chiamato dalla Help Group. Abbiamo il piacere di avere qui ospite oggi a a Cividale Andrea Zampis, secondo allenatore della Times Prata Pordenone, fresco vincitore della Coppa Italia di Serie A3. Ciao Andrea, complimenti. Grazie, ciao a tutti. Allora, una brutta velocissima, sensazioni e cosa puoi dirci di questa straordinaria conquista della vittoria sudata, perché dopo 5-6 non oso neanche pensare come potesse essere alla fine di questa maratona. Ma le sensazioni sono molto positive, è stato un percorso molto lungo e complicato perché ci siamo arrivati praticamente giocando dai quarti e le semifinali sempre in trasferta e vincendo sempre il tie break su dei parquet molto difficili al sud Italia. E la finale è stato veramente
una cosa bella, viverlo in un palcoscenico come quello della Superlega, con un pubblico di Prata veramente, veramente molto presente e caloroso. È stato un regalo fantastico che ci siamo fatti a noi e a tutta la cittadina di Prata. Grazie, ha fatto anche ovviamente a tutto il movimento pallavolistico friulano che ha sostenuto questa grande prestazione. Grazie Andrea, veramente complimenti ancora, e la conquista della prima Coppa Italia di A3, perché era la prima manifestazione, la prima edizione. la prima viene in Friuli e siamo tutti veramente molto molto contenti. Sì. E ovviamente a Pasqua poi c'è la Supercoppa, perché il vincitore della Coppa Italia si sa dove già? In teoria, in caso di chi vincerà il girone di finale della... In caso di chi dice ok. Poi ci danno comunque ci dite le informazioni e ovviamente sappiamo cosa fare. Che al momento prima in classifica è la stessa Grottazzolina di ieri. Ok. Bene. Nel frattempo Grazie, siamo Andrea, sul 9-11 per l'avversaria, che sbagliano adesso un attacco in parallela. 9-11, 2 punti sotto per la Iop Group, in battuta con Laura Grego. Bella battuta, in difficoltà la ricezione. Trampus colpisce Brumat. E che punto rocambolesco questo, di spalla di Brumat. Gesto istintivo, si tira la spalla, deve essere stata una bella bordata questa. Il colpo era molto forte, anche perché per colpire la spalla e andare di nuovo nel campo avversario vuol dire che anche l'attaccante di San Donato ha messo un po' del suo. Comunque punto che va a Udine. Fast vincente da parte di San Donato, colpo sempre verso posto 1, 12-10 per la Cortina Express, e in battuta pareggiatore Bagnoli. Ancora Ciccolini. Bel colpo, gioca col questo. muro, colpo molto forte, mano esterna, mano sinistra del muro di posto 4 di San Donà. 11° punto, -1, battuta presentata da 9 metri, la stessa Ciccolini. Bel colpo questo in attacco di Alessia. 11-12. Gran colpo di Pagliuca, colpo alto, lungo, verso posto 6-5, ultimo pezzo di campo, veramente una grande conclusione. Torna a +2, stanno a 13-11 e in battuta Trampus. Battuta su Snidero che tiene, Pezzotti chiama giustamente Ciccolini che le scappa un po'. Ci sta. sì. Assolutamente. Più che con la mano ha preso col braccio, proprio dritto per dritto. 14-11 per San Donà. Out questa volta. Cerca la battuta di Trampus che cercava sempre Snidero. Cercava tra Snidero e la linea, riesce abbondante. E la stessa Beatrice dai 9 metri. Battuta sempre a cercare Trampus. Primo tempo aggiustato da Matilde Munarini, sembrava un po' bassa l'alzata. Una vedi in mezzo tra una 1 e una 7, è uscito un colpo un po' così, però efficace sicuramente, è andata a cercare sempre il posto 1, l'ultima parte del campo. 15-12. Ed è proprio Matilde Munarini che va in battuta. Palla su Brumat. Pezzotti chiama di nuovo Daniela Nardini, viene ben tenuta. Attacco di Trampus che era verso posto 1, ma l'arbitro lo dà fuori.
era un po'. D'altronde noi da qua su ci dobbiamo fidare. Sì, bisogna fidare perché mi sembra. Daniela Nardini in battuta, Trampus in difficoltà su questa battuta a piedi a terra, Pagliuca piazza ma il muro tiene, Cicolini aggiusta forse un'alzata un po' corta di Pezzotti e stavolta Pezzotti prova il colpo di seconda ma il libero è attento, Muro attento, viene chiamato un fallo di portata, giustamente. Un po' di proteste da parte di Conegliano. È vero che il primo tocco non viene lasciato un po' più libero, però questa era proprio fermata e rilanciata. La portata del primo tocco c'è, purtroppo meno male è stata fischiata perché era un fallo veramente palese. -1, sempre Daniela Nardini in battuta, Trampus abbonda, Grego rigioca, Pezzotti chiama Cicolini, attacco lungo verso posto 1, un po' fuori zona forse la palleggiatrice brava, che era andata a difendere tanto sulla linea alla laterale del campo. Esattamente, brava soprattutto anche Grego a scegliere di rigiocare questa palla, non farsi invogliare una palla che francamente era leggermente staccata e forse anche un po' bassa alla fine della sua traiettoria nel campo. Col rischio di prendere o un muro o sbagliare il tempo di salto. È stata premiata questa scelta. 15 pari, ristabilita la parità. Abbiamo un aggiornamento anche della partita di Serie A che sta giocando alle 18 tra Juventus e Spezia all'intervallo. La Juventus è in vantaggio 1-0, un gol di Morata al 21esimo del primo tempo ovviamente. Nardini. Giacomello viene chiamata in causa ma è attenta Snidero, bel colpo di Cicolini, di nuovo Giacomello, ben tenuta mura da Grego e Brumat tenuta da Guzzin e qui abbonda un po' Pagliuca che cercava, le era stata lasciata spazio sulla parallela, ha esagerato, la palla è uscita lateralmente, +1 per la Job Group. Ancora Nardini dai 9 metri. Palla su Pagliuca, bel muro questo, bel muro di Grego che è proprio andata a cercarsi e seguire Bibiana Guzzin e le ha piazzato un bel muro. +2. Sempre Daniela Nardini, stavolta cambia. Altra battuta chirurgica corta, sempre di Daniela, sempre sull'ingresso del centrale. Brava Daniela, veramente una battuta cercata e voluta sicuramente in quella zona di campo senza poche discussioni perché una palla corta lì proprio è voluta. Cambia adesso, ritorna su Trampus che riceve, Giacomello viene tenuto a muro da Brumat, Snidero non ce la fa su questo a intervenire sul tocco a muro. +2, 18-16. Andiamo sempre +2, andiamo a ricevere sulla pare sia il numero 6 se non sbaglio, Giacomello. Sì, era Giacomello in battuta. Bene in ricezione Snidero, Pezzotti chiama Brumat, pasticciano un attimo purtroppo Greco e Tamborino, giusto? No, Rubinati. Rubinati dentro. Peccato. Sempre un punto di vantaggio per le padrone di casa. In battuta sempre Giacomello. Palla ben ricevuta da Rubinati, Pezzotti chiama Brumat che cerca un pallonetto, Pagliuca senza rincorsa e va a piazzare
sempre questa palla corta in mezzo al campo. Pari 18. Stiamo un po' subendo in questo momento questo tipo di attacco, più che altro cercato piazzato, più che la forza dell'attacco vero, e un attimino dobbiamo registrare questa situazione, andare a cercare di muovere i piedi prima per andare sotto la palla, cercare di Altra farla palla. cadere. Brava Alice. Pezzotti attenta, pallonetto un po' scontato di Brumat. Viene chiamato fallo di seconda. E anche qui mi sbilancio, c'era tutto il piede sopra la riga. (19-18). Simpatica, viene richiamata, sì, perché ha lanciato il pallone invece di passarlo a Pezzotti che si apprestava sì, a battere, l'ha lanciato. sì, ma diciamo d'abito sempre basta, veniamo ammoniti noi, categoria noi per molto di meno, cioè ogni tanto Caterina non farebbe proprio così, no? Esatto. Schifo. Dice uno che anche perché nonostante ciò il cartellino giallo non è che sia, sì, almeno calmi però un po' gli animi in campo, che mi pare. Pezzotti va su Pagliuca, stavolta cambia pallonetto, non fa più palla corta verso la zona centrale del campo, ma va a spingerla verso posto 1. Pezzotti non se l'aspettava, era già partita giustamente, fino adesso aveva fatto i pallonetti verso il centro del campo, si era accorciata verso il centro del campo. 19 pari. Ed è proprio Pagliuca Ludovica che va in battuta. Brava. Lascia sfilare. Brava Alice. Urbinati. Palla lunga fuori dal campo. 20-19 in battuta. Cambio in battuta. Nessuno non se l'aspettava Brumat. Esce Brumat ed entra Colonello. Colonello lunga su Trampus che riceve. Guzzin viene chiamata per questa fast. Pezzotti c'era, arriva con non nulla di ritardo. 20 pari, rientra Brumat per Colonello. E in battuta va la stessa Bibiana Guzzin. Ben ricevuto da Urbinati, Pezzotti chiama Snidero, che viene tenuta a muro, viene chiamata Trampus, che piazza questo colpo verso posto 6, passando sopra le mani. 20-21. 20-21, un punto sotto di nuovo per la Youth Group. E il coach Pasqualino chiama il secondo time out. Sestetti di nuovo in campo, sempre in battuta le ospiti con Bibiana Guzzin. Palla lunga, Snidero riceve un po' staccato, Pezzotti chiama Cicolini che viene difesa da Giacomello, Pezzotti richiama Cicolini che viene tenuta a muro da Trampus. Stavolta cambia, va in posto 4 da Beatrice Snidero. Il centrale in ritardo a muro, bel colpo in diagonale stretta di Beatrice. Grande attacco questo di Beatrice. E brava anche Pezzotti a cambiare, a tenere il muro del centrale lì ancora un attimo, quel tanto che è servito per avere muro a 1, tra altre cose. Beatrice si è trovata al muro del palleggio. Anche brava a chiamare base 1 Laura in maniera tale da tenere sempre centrale lì, infatti questo la mossa opportuna, sì. Batte, Trampus viene chiamata, fa un pallonetto, cambia
Beatrice non se l'aspettava. 21 pari. 22-21 per gli ospiti. Sì, giusto. 21 pari prima. Più uno sempre Sandonà. Battuta la regista. Abbondante. Palla esce e diciamo che ovviamente anche essendo una compagine giovane anche la pressione del fine set è importante. E anche per, i set di vale svantaggio. vale per la gente esperta, vale soprattutto anche per chi sta facendo le basi per poi la carriera che auguriamo a tutti ovviamente sia la migliore possibile. Cicolini. Giacomello viene tenuto a muro da Nardini. Pezzotti richiama Cicolini dalla seconda linea. Tocco muro di Mocco. 23-22. Cos Gregoris giustamente si gioca la seconda carta del secondo time out. E anche qui come i primi due set. Finale tirato, finale punto a punto, come tutta la parità è stata fino adesso, quindi rispecchia quello che si è visto in campo. In battuta sempre Cicolini. Battuta su Pagliuca che è in difficoltà in ricezione, possono rigiocare solo in bagger. Pezzotti si affida a Snidero, palla un po' attaccata, un po' difficile da gestire. Beatrice ha provato a cercare le mani a muro, ha cercato la mano esterna ovviamente sulla palla così, la scelta anche giusta anche perché se vai a chiudere verso il centro del campo o ti vai in rete oppure il muro piazzato, quindi la scelta era giocoforza questa. 23 pari. Cambio in battuta, esce Trampus e entra come il set precedente Aurora Soffiato. Snidero riceve, Pezzotti chiama Cicolini dalla seconda linea, il muro è attento, si autocopre Cicolini, stavolta Pezzotti va da Beatrice Snidero. Giacomello passa sopra il muro ma Brumata è attenta, gran recupero di Urbinati ma Cicolini può solo buttare di là in bagger. Giacomello cambia ma Nardini è attenta, altra rigiocata solo in bagger. Primo tempo che non passa. 24-23, match point. Una palla match. Chiuso nel frattempo il cambio, è rientrata Trampus. In battuta Beatrice Snidero. Ugo, quanto pesa questa palla? Una tonnellata. Vediamo. Va a cercare la ricezione di Trampus, ma la palla esce lateralmente senza ingannare la giocatrice di Imocco. 24 pari, annullato il primo match point. In battuta Matilde Monarini, corta su Brumat che è attenta, si affida a Daniela che viene tenuta a muro, ma la copertura, tutti si aspettavano un colpo lungo di Daniela, invece la palla è stata smorzata dal muro ed è caduta dietro, ed è proprio Daniela che va ad apprestarsi a questo secondo match ball. Cambio nel frattempo in prima linea, esce Pezzotti ed entra Maria Marcuzzi. Questo è un cambio per altezza di muro. La rigiocata verrà fatta dal centrale di prima e di seconda linea. Battuta corta, Trampus riceve, primo tempo sporcato. Grego salta forse un po' in anticipo. Viene di nuovo chiuso il cambio, ovviamente rientra Pezzotti. 25 pari. In battuta Giacomello.
Urbinati riceve, Pezzotti chiama Brumat che gioca sulle mani ma viene tenuto a muro. Giacomello dalla seconda linea, Pezzotti può solo spingere al di là ma è attento il libero di Imocco, pallonetto di Pagliuca tenuto da Cicolini. Snidero viene chiamata alla seconda linea ma piazza solo su Giacomello che viene chiamata in causa. Muro di Grego, rigioca Imocco con Pagliuca, stavolta il lungolinea lo trova. 25-26 per le ospiti, questa volta 7 point. 7 point per Imocco. In battuta sempre Giacomello. In difficoltà Snidero, Cicolini può solo piazzare di là. Abbondante la difesa del libero, il palleggiatore prova con un colpo di seconda. Si sono ostacolate a vicenda, pareggiatore centro Sandonà, è arrivata in emergenza palleggio, ha messo un pugno a palla S. Giustamente Pezzotti lascia sfilare. Esatto, 26 pari ed è proprio Pezzotti in battuta. Ricezione staccata, viene chiamata Giacomello in causa, Pezzotti attenta, Grego dà una palla un po' così. In difficoltà su questa palla messa di là in bagger da Tamborino, Pezzotti chiama Cicolini, tenuta in difesa da Giacomello che viene chiamata in attacco da seconda linea. Muro di Brumat, di nuovo Giacomello, ottima difesa di Tamborino. Cicolini viene presa a muro ma è attenta alla difesa, altro pallonetto di Pagliuca ma Pezzotti era attenta. Cicolini tira di nuovo ma è attenta Trampus che viene chiamata alla seconda linea. Tamborino per Brumat, muro punto, azione lunga che va a concludersi a favore di Imocco. 26-27, secondo set ball per Imocco. Pagliuca batte su Urbinati, Pezzotti chiama Cicolini che viene difesa da Pagliuca, colpo di Trampus che trova il 28-26, 2 pari.
Eccoci qua, Ugo. Mi ha ripreso un po' fiato dopo questo. Esatto, questa 4-6. maratona. Sono chiuso fuori dall'Imocco, 2 pari come parziali. Si decide tutto al quinto, al tie break. Sestetti mi sembrano riconfermati Sì, su entrambi i campi. Sono usciti quarto, cominciamo anche il quinto. E come sempre il tie break è un set che fa storia a sé, non c'è mai una logica. Set corto, si comincia con la battuta del Sandonà. Urbinati tiene, Grego viene chiamata, bel colpo di Grego. Brava Laura, anticipato molto questo primo tempo, palla servita bene da Pezzotti. 1-0 per la Iop Group, in battuta si presenta la stessa Laura Grego. Scappa la battuta lateralmente. 1 pari. Battuta per Imoco, la centrale Bebiana Guzzin. Anche questa va. E questa esce anche Come hai abbondantemente. detto tu, quinto set a sé. Momento di emergenza per Ciccolini che ci sta. D'altronde Pagliuca riceve bene, ben tenuta a muro da Beatrice Snidro. Daniela viene tenuta, Trampus piazza un colpo lungo, bel colpo di Beatrice Snidro. C'è che le mani alte, le trova proprio sul punto più alto del muro. Anche perché di fronte alla palleggiatrice. 3-1 per la Iop Group, battuta con la Ciccolini. Battuta su Trampus che riceve, viene richiamata in causa. Ottima copertura di Brumat che viene richiamata ma non riesce a riprepararsi in tempo e può solo piazzare il colpo di là. Colpo in fast. Una fast che viene chiusa abbastanza stretta, anche se era un colpo un po' lento, però viene presa in controtempo. Molto vicino alla linea dei 3 metri. Esatto. Alza questo bug laterale un po' in ritardo, la palla scappa via. 3-2 sempre per Udine. Tutta palleggiatrice Bagnoli. Bel primo tempo. Intanto Daniela non grafia ma tira una palla molto molto bene, ottimo tempo, giustissimo. Cambia tutto ovviamente. Brava Daniela, brava anche Alice a dare questa buona palla. Quarto punto per Udine Volle, battuta Beatrice Snidero. Battuta sempre su Trampus che è in difficoltà. Anita Bagnoli non riesce a porre rimedio a questa ricezione errata. Coach Gregori si ferma subito, anche perché come dicevi tu il quinto set è corto, quindi time out sul 5-2 ci sta. Sì, tutto quanto. Scappa nel frattempo la battuta la Beatrice
che finisce abbondantemente fuori. Sì, è un peccato sta battuta qua, va bene anche non forzare, ci sta tutto. La palla in campo, si gioca a muro difesa, dopo un time out ovviamente chiamato apposta per fermare. Dare fastidio. Sì. Pezzotti chiama in causa Cicolini che apre le mani al muro di Mocco, la difesa non è attenta. Bel punto di Cicolini. Sì, seconda linea di San Donato, leggermente in ritardo sul fermarsi, sull'attacco da posto 6 e un passo indietro in più, non riuscita a spingere in avanti, cade la palla 6-3. Colpo, bel colpo lungo profondo di Giacomello. Sì, diciamo che questo è un attacco che tra virgolette ovviamente può cadere, nel senso che una palla cercata alta, lunga, proprio nello spigolo di posto 1, difficilissimo da difendere. Sono altri palloni in cui si deve fare un po' più attenzione, a questo ci sta, è brava. Assolutamente, sono quei classici palloni che da allenatore si dice alla ragazza è bravo l'attaccante, esatto. Basta. 6-4. Battuta corta su Beatrice Snidero, Pezzotti chiama Grego in fast. Grego sorprende nuovamente la difesa di Mocco, era arrivata ancora correndo in centrale. Bravissima anche a scegliere, mettere lungolinea Matilde Munarini. Esatto, sulla palla, sul pezzo di campo difeso dal centrale che va appena battuto, quindi la scelta giusta sull'attacco, brava Laura. 7-4. Pezzotti, palla forte addosso a Pagliuca che è in difesa, in ricezione, scusate, in affanno, ci prova a mettere una pezza Anita Bagnoli ma non ce la fa. Bel ace questo di Alice Pezzotti. 8-4 più 4. Ovviamente come tutto il resto della partita non c'è cambio campo. Altra battuta di Pezzotti che mette in difficoltà Pagliuca, viene chiamata Giacomello che piazza solo il colpo, ben attenta Pezzotti, tamborrino, va per Cicolini che non guarda in faccia a nessuno, Ugo, e lei tira. Coach Gregori sul 9-4 chiama secondo time out a disposizione. Abbiamo passato nel frattempo le 2 ore di gioco. Abbondantemente, 2 ore e un quarto, ormai che due squadre stanno sfidando, ovviamente tie break di B1 porta via sempre tanto tempo, hanno avuto anche scambi lunghi, quindi a maggior ragione il tempo totale dell'incontro aumenta. 9-4. È sempre Pezzotti in battuta per la Iop Group Forum Iuli Udine Volley. Piazza il colpo su Trampos che è in difficoltà, viene chiamata Giacomello che passa, direi, sopra il muro tranquillamente. Tranquillamente, sì. È stata anche brava anche secondo tocco di squadra per mettere una palla attaccabilissima vicino alla rete, quindi sfruttando anche l'altezza dell'opposto di San Donà, quindi ed è proprio lei che va in battuta, anche se vediamo un movimento nella panchina di Coach Gregoris che prepara un doppio cambio. Palla lunga, Beatrice Snidero riceve tranquillamente, Pezzotti chiama Cicolini che cerca e trova le mani del muro della palleggiatrice. Eccolo qui, doppio cambio. In battuta Alessia Brumato. Difficoltà la ricezione, Muro si autocopre, Snidero tira fuori un bel colpo. Si trova proprio il buco in posto 6, lasciato dalla difesa di San Donà, si è schierata sul lungolino di posto 1, aveva portato fuori dal muro difesa di posto 5 sulla diagonale stretta, colpo alto lungo, ottima scelta da parte di Beatrice. 11-5 per la Iop Group. Brumat cerca una palla lunga in posto 1 su l'ingresso del palleggiatore, ma la palla scappa via.
Battuta Pagliuca Ludovica, Beatrice Snidero in difficoltà, Cicolini alza una palla per Brumat ma la piazza solo a piede a terra. Trampus invece trova il colpo lungo tra posto 5 e posto 6, lasciato sguarnito dalla difesa. Coppia dell'attacco di Beatrice, anche lei ha scelto posto 5-6, il colpo sempre si è fatto bene, abbastanza difficile da difendere. 11-7. Altra ricezione di Beatrice Snidero, si sposta Alice Pezzotti, chiama Cicolini, difesa al volo del libero. Trampus cerca un mani fuori che non c'è, palla esce abbondantemente dal campo. 12-7 in battuta Grego Laura. Palla lunga, ricezione un po' staccata, attacco ben difeso da Pezzotti, entra Grego Laura a dare una palla per Cicolini, gran difesa di Grego e qui bella zampata di Beatrice Snidero a chiudere l'azione, però io farei i complimenti alla copertura di Laura, perché è stata molto attenta. Una grandissima cosa in difesa a prendere quella palla che sembrava quasi caduta e a dare una palla alzabile anche a Pezzotti, che poi ha dato palla a Beatrice, ha scelto questo mano fuori che ha pagato. Bel primo tempo questo da parte di Mocco, sempre con veloce, Bibiana Guzin. Molto veloce, palla sia in alzata che il braccio velocissimo, che gira velocissimo. Ma appunto, ce l'avevi anticipato tu, Ugo. Questa all'andata ci ha fatto veramente diventare matti. Anche oggi si arriva porta veramente su livelli alti, e certamente il serbatoio di San Donato non lo scopriamo oggi, ma è un dato di fatto, ed è anche un piacere vedere anche ragazzi così giovani che stanno già andando per la loro strada, e ovviamente vi auguriamo ogni palla bene. Fortunosa, ma anche la rete aiuta anche le padrone di casa. Daniela non sceglie nessun muro purtroppo, aveva già fatto un forse passo, aveva già anticipato un passo verso posto 4 e la centrale di tempo forse sarebbe eccolo qua di Mocco si trova senza muro, giustamente coach Pasqualino sul 13-9 chiama il time out, il primo, giusto? Sì. Fa subito fondamentalmente un cambio palla veloce per evitare che anche se non riprenda ovviamente il coraggio, perché è quello che stanno cercando, e hanno già fatto un buon parziale di recupero. Adesso sarebbe opportuno per l'Europe Group mantenere ancora un attimo un cambio palla, esatto. 14-9, avere un po' di match point a disposizione. Vediamo cosa succederà con la battuta sempre di Guzzi. Brumat un po' in difficoltà, Snidero dà palla a Cicolini che viene ben coperta a muro da Nardini, piazza solo di là Brumat, altro colpo, fotocopia di quello di prima di Trampus. C'era quasi arrivata Urbinatti, ma è partita comunque quell'attimo in ritardo. 13-10, sempre più 3. Rotazione un attimino bloccata, in difficoltà. Stiamo pagando questa rotazione. P5, un attimino in difficoltà, vediamo. Brumat riceve bene, eccolo lì, Pezzotti chiama Nardini. Ovviamente non la scopriamo oggi, no, Daniela. Sul momento del bisogno ti aggrappi all'esperienza e chi sa gestire anche con un po' più di freddezza anche questi momenti, perché ovviamente non sono facili, però Daniela insomma non la scopriamo, no, assolutamente, né oggi. Primo di match point, 3 match point affidato a Cicolini. Ricezione viene chiamata Trampus, attenta Brumata in difesa, Snidero va, esce di poco.
Ho aspettato perché magari l'arbitro. Magari potrà vedere qualcosa che noi da qua non vedevamo, invece ha visto, è stato niente da segnalare a rete, nessun tocco, la palla uscita, possiamo dire senza assolutamente Doppio cambio discutere. chiuso da parte di coach Gregoris. Sì, torna tre attacchi di nuovo davanti. Coach Secondo te, Pasqualino, Mau, giustamente si gioca. Scendono di nuovo in campo per questo rush finale di set, ma anche di gara. Di gara, sì. Battuta battute conclusive di da questa regista sfida. di Mocco, Anita Bagnoli. Vedremo Alice Pezzotti a chi si affiderà. Urbinatti, Pezzotti si affida a Cicolini che trova un pallonetto Brava, che spiazza brava. completamente la difesa di Brava Cico, veramente la scelta Imocco e giusta. chiude 15-11. Vittoria da 2 punti, però comunque una bella vittoria Bella vittoria che dà sicuramente che fa umore e morale, no? Sì, sì, sì. Ricordiamoci che all'andata appunto abbiamo perso 3-0 contro questa forte formazione di San Donà, 3-2 da maniera anche di affrontare adesso anche le prossime partite con un altro spirito, un altro appiglio, consapevoli anche del fatto che sono punti venuti importanti e meritati e guadagnati sul campo. 15-11 il parziale del quinto set per la IOP Group che si aggiudica l'incontro per il 3-2 dopo 2 ore e 27 di gara, insomma direi che una bella maratona. Una bella maratona. E per fare i complimenti ovviamente a entrambe le squadre, anche per i tanti scambi lunghi che sono stati, per tante difese, tanti contrattacchi, veramente è stata una partita di un bella buon da vedere, livello, di alto livello, quindi bravi, veramente complimenti vanno alla IOP Group, vanno all'Imocco Volley San Donà e un ringraziamento ovviamente come sempre al nostro un ringraziamento a Franco Terenzano, cameraman insostituibile e niente. Bene. Appuntamento fra la prossima partita, fra 2 settimane, sì, per la prossima incontro in casa. La prossima settimana si giocherà di domenica per la IOP Group Forum Iuli alle 17:30 a Castelfranco Veneto, mentre per la Imocco Volley Pulpiave sarà l'incontro casalingo contro Torri 12:03 essere sabato alle ore 17. Bene, un ringraziamento a tutti. Grazie. Ugo, buona serata, buona serata a tutti. Buona serata a tutti, arrivederci.